mentre al centro-sud continua a soffocare in questo caldo africano che, come ben sapete, ci sta quasi ammazzando. La maggior parte dei meteorologi avvertono che a nord arriverà una forte, cellula temporalesca. Non è ancora sicuro, però diciamo che hanno lanciato questa allerta, meteo sul nord Italia di tipo 2. Quindi mentre qua stiamo tutti quanti a soffocare nel caldo, al nord potrebbe arrivare un violento temporale. Non lo dire a me, guarda, a Salerno qua già a quest'ora si muore. Sono le 9:10 e già qua. Mi pare che stiamo già a mezzogiorno, l'una. Quindi massima attenzione verso il 14 e 15 di giugno, a partire da oggi fino al 14-15 di giugno ci sta questa, no, allerta media, in effetti potrebbe scatenarsi questa cellula temporalesca per colpa di questo violento caldo che si è scatenato, quindi a centro e a sud rimarrà questo caldo africano, quindi mettiamoci l'anima in pace perlomeno al sud e al centro, mentre il nord Italia, regioni come Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino, c'è una grossa possibilità di una cellula temporalesca in arrivo che colpirà anche la Francia, la Germania, quindi non è solo l'Italia, colpirà quasi l'Europa, di sopra dell'Italia, quindi è probabile che arrivi anche a Nord Italia. Non dico al 100%, ma hanno detto ci sta un'ampia possibilità, quindi arriverà sicuramente, forse di meno, ma arriverà. Quindi confermiamo anche la giornata di oggi, ragazzi, fa caldo, perlomeno qui a Salerno, fa un caldo pazzesco, stiamo a 31 gradi e sono le 9, immagino che arriveremo a 37-38 verso l'una, 2, quindi è inutile, dobbiamo, qui per il momento pioggia non se ne parla proprio. Ho controllato anche il meteo un po' a lungo termine, non c'è una nuvola qui. L'unica speranza è che il caldo eccessivo che fa evaporare il mare, l'acqua e tutto possa provocare qualche temporale improvviso. Solo così, ma se no altrimenti non pioverà. Quindi dobbiamo solo sperare così. Però dopo è peggio pure, quindi neanche tanto bene è, perché se fa un po' d'acqua e poi fa caldo di nuovo, è peggio di prima, quindi o piove bene o non piove proprio. Quindi già stiamo con i ventilatori, tutta la nottata a girare qualcosa che non ti fa dormire, però ne hai bisogno. Quindi abbiamo iniziato bene l'estate e spero sinceramente che come è venuto così se ne va. Il freddo lo riesco a sopportare, ma il caldo no. Il caldo è per chi tiene i soldi, per chi sta al mare tutti i giorni, no, per chi va a lavorare, per chi sta, uno che non va tutti i giorni al mare, non è estate. A parte quei 10 giorni di agosto che tutti hanno le ferie e vanno a mare. Ma poi l'estate è per chi tiene i soldi. Ciao Anna. E per chi tutti i giorni può stare sulla cabina a pigliare il sole, stare in acqua. Eppure guarda, io pure mi scoccerei stare tutti i giorni a così. Preferisco sinceramente l'inverno, ma non l'inverno neve, no, no, un tempo normale. A me piacerebbe che fosse sempre settembre-ottobre, quel clima lì, né freddo e né caldo. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, attenzione al nord Italia in questi giorni, potrebbe arrivare una violenta tempesta. Quindi, buongiorno a tutti, un saluto a tutti e partiamo subito con questa bella notizia.
e con questo caldo che ci sta ammazzando. Ciao a tutti ragazzi.